Gloria al Signore. Abbiamo la nostra Bibbia e leggiamo un passo che lo troviamo scritto in Filippesi, l'epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo 4, dal versetto 4 fino al versetto 9. Gloria a Dio. Filippesi capitolo 4, dal versetto 4 fino al verso 9. Il Signore sia lodato. Amen. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Amen. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure. Gloria a Dio. È forse la più bella lettera di Paolo che ha scritto, perché è priva di precisazioni dottrinali, ma invece è ricca di esperienze spirituali che l'Apostolo vuole trasmettere alla Chiesa. È come un padre che sta per andarsene e raccomanda i propri figli. E così l'Apostolo Paolo, sapendo che era in carcere, era a Roma, mentre scrive questa lettera alla chiesa di Filippi, è in carcere, in catene, a Roma. Gloria al Signore. E mentre è in carcere cerca di incoraggiare la chiesa. È strano, sembra un paradosso, ma come? Sei in carcere, sei in difficoltà, dovresti essere triste, e invece incoraggi la Chiesa. E chi ha la pace di Cristo, chi ha l'amore di Dio, riesce ad essere gioioso sempre. E noi dobbiamo ringraziare il Signore perché ci ha dato la possibilità di essere gioiosi. Sta a noi recepire, fare nostra la gioia della salvezza che abbiamo ricevuto gratuitamente, in modo immeritato. Amen. La salvezza è un dono di Dio. Dio ci ha donato salvezza per mezzo del suo figliolo Gesù, non perché lo avessimo meritato, noi non meritiamo nulla, ma Dio ci ha salvati per la grazia che è nel suo figliolo Gesù. Ha mandato il suo figliolo Gesù per salvarci, per redimerci dal peccato. Quindi perché non essere gioioso? Amen? Amen. E l'Apostolo Paolo, abbiamo letto, dice alla Chiesa, mentre è in carcere, rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, ancora rimarca, rallegratevi. I cristiani dobbiamo essere rallegri, gioiosi. Certamente abbiamo le difficoltà, abbiamo le prove, ma abbiamo pure il Signore nella nostra vita. È Lui che fa la differenza. Rallegriamoci nel Signore, impariamo a gioire veramente nonostante le prove, le difficoltà che sono anche grandi e pesanti da portare, ma ripeto, c'è il Signore nella nostra vita, confidiamo in Lui. Abbiamo cantato dillo al Signore, racconta al Signore ogni cosa e vedrai che riceverai consolazione. Liberati, lascia andare il peso che hai, rallegrati nel Signore, gioisci. Amen. Gloria a Dio. A me viene di gioire anche per un cantico. Mentre sono al lavoro vengono a volte dei cantici, lo sapete,
l'ho detto altre volte, gloria a Dio, e mi rallegro, riesco a superare le difficoltà, rallegriamoci nel Signore. Come dice l'Apostolo Paolo, ripeto, rallegriamoci, rallegratevi nel Signore. Le raccomandazioni che fa la Chiesa sono raccomandazioni preziose, di carattere pratico. Dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Le persone devono conoscerci come persone mansuete, persone aggraziate, persone che parlano con una pace coinvolgente, con una serenità coinvolgente. Dobbiamo reagire ma con mansuetudine, amen, non con ira, con mansuetudine. E dice l'Apostolo Paolo: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, che tutti ci conoscano per persone mansuete. Quella persona è calma, quella persona è mansueta, è calmo, ha un modo di reagire particolare, chissà come fa. Ma come fai? Ho la pace di Cristo nel mio cuore, hai la possibilità di testimoniare agli altri col tuo comportamento mansueto che Cristo è in te. E poi dice: il Signore è vicino. Una frase semplice, breve: il Signore è vicino. Il Signore ci è vicino, amen. È vicino al suo ritorno, ma è vicino a noi, nelle nostre debolezze, nei nostri dolori, nel nostro intimo. Il Signore ci è vicino, vuole essere vicino. È come se l'Apostolo Paolo volesse che la Chiesa, ogni credente, si rendesse conto di questa gloriosa realtà. Il Signore è vicino, non è lontano, non lo devi aspettare da lontano, è vicino, invocalo ed Egli ti risponderà, amen. Cercalo ed Egli si lascerà trovare, amen. Quindi il Signore è vicino. Poi dice: non angustiatevi di nulla. E se ci dice di stare allegri, rallegrarci nel Signore, conseguentemente non angustiatevi di nulla. E questo è veramente un prezioso consiglio, perché spesso ci lasciamo condizionare da cose che ci turbano, da cose che ci portano lontano dalla presenza del Signore. Non vogliamo angustiarci di nulla, non vogliamo lasciarci turbare da niente e da nessuno, ma vogliamo avere un rapporto col Signore di sincerità. Non angustiatevi di nulla, dice, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. Cioè, per ogni cosa non reagire con turbamento, non lasciare che le circostanze, le cose, le persone provochino in te turbamento. Dice Gesù: il vostro cuore non sia turbato. Amen. Abbiate fede in me e abbiate fede anche in Dio. Gloria al Signore. In ogni cosa, in ciò che ti turba, racconta al Signore il motivo per cui ti turba. Non perché il Signore non lo conosca. Il Signore conosce ogni cosa. Però quando parliamo con Lui, realizziamo che abbiamo un rapporto con Dio. Amen. Possiamo parlargli e Lui ci ascolta. Ma viene anche il momento che Lui parla e noi dobbiamo ascoltarlo. Amen. Quindi dice: non angustiatevi di nulla, ma pregate. In poche parole, l'Apostolo Paolo sta raccomandando alla Chiesa di pregare sempre, in ogni cosa, per ogni motivo. Pregate il Signore, ringraziate il Signore. La preghiera sia accompagnata dal ringraziamento. Dopo che fai le tue richieste, ringrazia il Signore, come se le avessi già ricevute. Amen. Amen. Alleluia. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
se sei abituato alla preghiera, realizzerai la pace di Dio nella tua vita. Se non ti angusti, ma ti rivolgi continuamente alla preghiera, in ogni cosa fai conoscere ogni cosa al Signore, racconti a Dio ogni cosa e lo ringrazi per ogni cosa. La pace di Dio che supera ogni intelligenza. La pace di Dio non può essere compresa con l'intelligenza umana, così come l'amore suo. La pace di Dio, dice l'Apostolo Paolo, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Gloria a Dio. Se ti avvicini alla preghiera, se ti avvicini a Cristo che è pace, vera pace, sarai condizionato nei tuoi sentimenti, nel tuo cuore, nelle tue azioni, nel tuo reagire e anche nella tua mente, con i tuoi pensieri, saranno pensieri di pace. Amen. Un altro consiglio che dà l'Apostolo Paolo è questo: quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Stiamo attenti a quello che pensiamo. Controlliamo i nostri pensieri. Amen. Amen. Gloria a Dio. Come credenti, come figli di Dio, dobbiamo pensare a cose buone, onorevoli, che onorano Dio. Amen. Che onorano la Chiesa, che ci onorano come figli di Dio. Dobbiamo stare attenti alle cose che pensiamo. Quando riconosciamo che un pensiero non è da parte di Dio e quindi non è un pensiero buono, cerchiamo il Signore anche con la mente e con il cuore, anche in silenzio. Cerca il Signore, chiedi al Signore di liberarti da quel pensiero, che poi diventa ossessione, e l'ossessione ti porta a fare delle cose che non vorresti fare, di cui poi ti penti. Amen? Sono buoni consigli, fratelli, mettiamoli in pratica. Tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste. Ma cosa è giusto, cosa è sbagliato? Io credo che il Signore ci fa sentire dentro di noi cosa è giusto e cosa è sbagliato. Perché ci parla al nostro cuore. Abbiamo una coscienza. O no? Amen? E sentiamo dentro di noi quando stiamo agendo in modo sbagliato verso colui che ha donato il suo figliuolo alla croce per noi, per la nostra salvezza. Alleluia. Non diamo agio a questi sensi di colpa. Vogliamo ricorrere all'amore di Dio subito, pregandolo, confidandogli ogni pensiero, anche cattivo, anche non buono. Confida al Signore ogni cosa e chiedi al Signore di operare nella tua vita, nel tuo cuore, nella tua mente, affinché tu possa avere sentimenti puri. Amen. Amen. Affinché possiamo avere pensieri buoni. Amen. Gloria a Dio. Pensieri in cui c'è qualche virtù, qualche lode. Ecco, questi siano oggetto dei vostri pensieri. Amen. Qual è stato il tuo primo pensiero questa mattina? Il mio è stato quello di chiedere al Signore la sua parola. Gloria a Dio. Il primo pensiero sia rivolto sempre a Dio. Amen. Poi sicuramente ci sono altri pensieri, la giornata è lunga, è fatta di 24 ore, ma troviamo sempre del tempo per il Signore. Amen. Rivolgiamoci al Signore. E poi dice l'Apostolo Paolo, e conclude con il versetto 9, mi accingo anch'io alla conclusione, dice: le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatene, e il Dio della pace sarà con voi. Alleluia. Ora, qualcuno ha definito l'Apostolo Paolo come presuntuoso. Non era presuntuoso, era consapevole che quello che ha insegnato è da parte del Signore, ed era consapevole che si è sforzato
di vivere una vita conforme a quello che ha insegnato. Sapete, nel mondo abbiamo tanti esempi e non sempre ci sono esempi buoni. Qualcuno dice, c'è un proverbio nel mondo, predica bene e razzola male, no? Dice bene, sì, parla bene, ma quello che fa è totalmente l'opposto rispetto a quello che dice. Ora, l'Apostolo Paolo, per quello che è possibile comprendere, ha insegnato bene, ha insegnato la sana dottrina, ha dato una buona, un buon insegnamento anche con la propria vita. E noi dobbiamo pregare il Signore che davanti a noi dobbiamo avere sempre questi esempi di fede. Amen? Alleluia, Signore, dacci davanti esempi di fede coerente col Vangelo, con la tua parola. Gloria al Signore. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me, viste in me, fatele. Gloria al Signore. Io quando vedo il mio pastore che mi ha cresciuto, vedo tutti i suoi insegnamenti e ho nella mia mente, nel mio cuore, tutto quello che lui faceva e come seguiva la Chiesa e come amava la Chiesa e come faceva i sacrifici che ha fatto, pur lavorando per essere presente sempre in Chiesa. E quando ci siamo incontrati, ci siamo commossi. Lui perché mi ha insegnato e ha visto che sto servendo il Signore e ha ringraziato il Signore davanti a me. Grazie Signore. E io mi sono commosso perché sto ricevendo l'onore di servire il Signore così come l'ho ricevuto Lui. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice: le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, che avete udite, ascoltate e anche viste, c'è un confronto, c'è una coerenza. Fatele e il Dio della pace sarà con voi, perché Dio non cambia. Ciò che è stato insegnato deve essere insegnato, deve continuare ad essere insegnato. Dal tempo degli Apostoli, dalla prima Chiesa fino ad oggi, il Vangelo, lo stesso Vangelo, la stessa parola dell'annuncio del regno dei cieli, della salvezza in Cristo Gesù, deve essere insegnata. Amen? Perché Gesù è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Lui non cambia mai. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. Gloria al Signore. Ho avuto modo di incontrare qualcuno. Io sono stato il suo pastore tanti anni fa. E davanti ad altri fratelli mi diceva, abbracciando, lui è stato il mio pastore. Mi ha onorato. Da tanti altri invece non mi sono sentito onorato, perché dentro di me pensavo meglio che non fossi stato mai il suo pastore. Perché la vita deve essere coerente. Amen. La vita che viviamo deve essere coerente con quello che ci è stato insegnato. Amen. È bello dire all'uomo, gloria a Dio, è stato il mio pastore, che bravo. E poi io non ti ho insegnato quello che stai vivendo. Non te l'ho mai detto, sono stato il tuo pastore, ma non te l'ho mai insegnato. Capite cosa voglio dire, fratelli? Onoriamo il Signore, onoriamo gli uomini, ma onoriamo il Signore soprattutto. Viviamo una vita santa di cristiani, di figli di Dio. Amen. E veramente realizzeremo la pace di Dio, la fedeltà di Dio nella nostra vita, perché Dio è fedele. Amen. Ed è scritto nella sua parola che onora coloro che lo onorano. Vuoi essere onorato da Dio? Onora Dio prima. Amen. Onora i suoi figli, onora Dio, onora i suoi figli e sarai onorato anche tu. Amen. Alleluia. Quindi, ricapitolando,
Dice l'Apostolo Paolo, rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, le sto rileggendo perché già è chiaro quello che è scritto e il messaggio è chiaro. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me, viste in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. Amen. Alleluia, vogliamo che il Dio della pace sia con noi? Amen. Onoriamo la sua parola. Amen. Alleluia, controlliamo noi stessi, i nostri pensieri, i nostri sentimenti. Stiamo vicini al Signore. Preghiamo di più. Raccontiamo ogni cosa al Signore, non solo i nostri bisogni, i nostri problemi, ma raccontiamo al Signore i combattimenti che viviamo dentro, le varie tentazioni e i pensieri che passano. I pensieri brutti vengono, però non lasciamo che questi pensieri producano frutto. Qualcuno dice non lasciare che facciano il nido in testa, che risiedano lì, perché ripeto, poi diventa ossessione, il pensiero fisso diventa ossessione. Noi vogliamo essere liberi, vogliamo avere pensieri buoni, amen, sentimenti buoni. È scritto di Davide che aveva un cuore secondo quello di Dio. E questa affermazione che è nella Bibbia mi tocca sempre: dammi un cuore che sia secondo il tuo, Signore. Dobbiamo stare attenti ai nostri sentimenti. Controlliamoci. Lo Spirito Santo ci controlla e ci aiuta a controllare noi stessi. Dio non ci ha dato, è scritto, uno spirito di timidezza, ma ci ha dato uno spirito di forza e di autocontrollo. Insieme alla forza spirituale, di franchezza nella predicazione della parola di Dio, lo Spirito Santo è anche autocontrollo. Amen. Quindi controlliamo i nostri pensieri. Amen? Alleluia. Quando qualcuno ti fa un torto, ti faccio un esempio pratico. In mente cosa ti viene? Mi viene da strozzarlo. Poi costruisci nella tua mente il pensiero e veramente sogni proprio di prenderlo, dargli una lezione, no? Non lo possiamo fare. Amen? Ma dobbiamo lasciare il posto dell'ira all'amore nel Signore. E dobbiamo controllare questo pensiero e dirlo: Signore, ti prego, aiutami a non pensare questo, ma presento questa persona che mi ha fatto del male e la metto davanti a te. Sii tu la mia giustizia. O no? Amen. Si può fare questa preghiera? Amen. Sii tu la mia giustizia, Signore. Amen. E Dio è la nostra giustizia. Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli, vogliamo ringraziare il Signore. Alleluia.